Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura si continua a indagare sulla morte di Gaetano Menzo, l'imprenditore ucciso a coltellate in casa nel centro storico di Enna. Per l'omicidio è stato fermato il figlio 22enne che nelle prime ore successive al ritrovamento del corpo senza vita del padre si era reso irreperibile. Rintracciato dagli inquirenti è stato poi interrogato, ma le sue dichiarazioni non collimerebbero con la scena del delitto. In 24 ore ha raccolto quasi 3.000 firme la petizione lanciata con lo scopo di ottenere l'autorizzazione per celebrare i funerali pubblici in memoria del giovane Francesco Bacchi, ragazzo aggredito e ucciso davanti a una discoteca di Balestrati in provincia di Palermo. Per questione di ordine pubblico le esequie si erano svolte solo in forma privata. Adesso amici e familiari chiedono un ultimo saluto dignitoso. Furiosa lite tra fratelli a Mister Bianco in provincia di Catania. Ad accendere la miccia una questione relativa al contatore dell'acqua delle loro abitazioni. I due si sarebbero scontrati con una mazza da baseball e un fucile. L'arma detenuta illegalmente è stata sequestrata e per il più giovane dei due è scattata la denuncia. La Sicilia investe nella ristrutturazione di 13 teatri simbolo del territorio. L'assessorato regionale dei beni culturali infatti ha annunciato un finanziamento di oltre 2 milioni di euro per interventi destinati al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici, un impulso all'economia e alla conservazione del patrimonio culturale locale. In conclusione il meteo, l'anticiclone africano comanda ancora il tempo in Sicilia. Domani cieli sereni su tutto il territorio regionale, le nuvole lasciano posto al sole. Temperature massime fino a 19 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.